Benvenuti a tutti, ben ritrovati a Rosso e Nero, benvenuto al mio ospite Giampiero Avruscio, è primario di angiologia all'azienda ospedaliera di Padova, ben ritrovato nei nostri studi, presidente dell'AIFA, sindacato dei primari ospedalieri. Tra pochissimo in Associazione Nazionale Primario Ospedaliere dell'azienda ospedaliera di Padova. Esatto, e tra pochissimo vedremo collegato via Skype l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan e seguiremo come sempre in diretta la conferenza stampa, il punto stampa del governatore Luca Zaia, che tra le altre oggi compie gli anni, il suo compleanno, quindi già sul nostro sito web abbiamo pubblicato la fotografia di alcuni cameraman che appunto hanno appeso uno striscione d'auguri per il presidente, visto che ormai insomma si sta là praticamente tutti i giorni, quindi sarà un compleanno decisamente in diretta, sicuramente sui nostri schermi, sicuramente la diretta quotidiana del presidente Luca Zaia, che ci parlerà ovviamente nel giorno del suo compleanno di quella che è la contabilità dei contagi, delle morti, degli ospedalizzati e delle terapie intensive. Intanto oggi sulla stampa c'è proprio un'intervista di Giampiero Avruscio che parla invece che se c'è un aumento in alcuni casi, invece in Veneto il trend qual è? Beh, insomma, attualmente stiamo veramente tenendo molto bene. È vero, la mortalità in assoluto è cresciuta dal 21 febbraio, insomma, ad oggi l'abbiamo vista. Però cosa è successo in Veneto e in Padova prima che nelle altre città del Veneto? È successo che sono stati eseguiti molti tamponi. Abbiamo anche isolato una popolazione come quella di Vo, che è stato un esperimento scientifico unico nel mondo, perché sono stati anche ripetuti i vari tamponi, per cui sono stati anche scoperti gli asintomatici positivi, che sono quelli che poi dopo, non avendo sintomi, effettivamente sono un mezzo estremo irrefrenabile poi dopo anche di contagio. Quindi c'è stato questo modello Padova del professor Crisanti, adottato poi dalla Regione del Veneto, che ha permesso effettivamente di avere una letalità. La letalità è il rapporto tra i deceduti e il numero di contagiati positivi, insomma, che sono registrati positivi. Ebbene, questo tasso di letalità è il più basso in assoluto nel Veneto, ma soprattutto a Padova si assesta intorno al 2%, quando ricordo che la media nazionale purtroppo è del 13%, in Lombardia anche più alta. A conforto comunque a sostegno delle sue parole, vediamo il sito della Repubblica, l'apertura proprio in questi minuti, è un'ultima ora. Brusaferro, che sapete è il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, parla della curva dei contagi del 20 marzo, sembra dal 20 marzo in poi ad oggi sembra attenuarsi. Chiaramente la cautela viene sempre utilizzata, sembra per l'appunto. Poi più sotto la notizia arriva dal Regno Unito. Boris Johnson positivo al virus, dice sintomi lievi, si autoisolerà, quindi ancora Johnson che manda questo messaggio. E alla fine era quello che diceva, e qui torno da lei Avruscio, era quello che diceva che insomma piangeva pensando agli anziani che avrebbero certamente perso la vita. Io guardi, sono molto preoccupato perché, come è successo anche in Italia, ricordiamoci che questa emergenza, insomma, l'Organizzazione Mondiale della Sanità la denuncia da vario tempo, quello che abbiamo visto in Cina è da tanto tempo. Eppure, insomma, è stata anche pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio che c'era un'emergenza per questo contagio di questo virus. Però effettivamente, come succede sempre all'inizio, ma in ogni paese, compresa l'Italia, purtroppo se non arrivano i morti, se non arriva il disastro, insomma, adesso siamo tutti quanti in linea dicendo bisogna chiudersi in casa e non bisogna uscire, ma ricordiamo come c'è stata molta leggerezza. Perché? Perché le pressioni economiche purtroppo dominano, hanno sempre dominato negli altri paesi come nel nostro. Ricordo che il carnevale è stato sospeso solo all'ultimo, insomma ci sono state delle manovre che
Per fortuna adesso sono tutti quanti in linea. L'Europa, la brutta Europa che ieri ha dato il peggio di sé con di fatto, insomma metaforicamente ovviamente, il Premier Conte che ha tirato un ceffone a questa brutta faccia che l'Europa ha mostrato di sé, e ovviamente è su questo che noi oggi abbiamo voluto insomma dedicare la nostra immagine di copertina, e vi faccio vedere appunto la notizia che abbiamo pubblicato sul nostro sito tgpadova.it. Il governatore, il compleanno di Zaia in diretta da Marghera, e quindi la fotografia con gli auguri per il presidente. Tra pochissimo il nostro cameraman, accompagnato dalla nostra giornalista, la collega Morena Troles, ci faranno vedere appunto la diretta puntualissimo di solito. Insomma, sentiremo tutti gli aggiornamenti sui casi. Comunque ritorniamo sui numeri che riguardano il Veneto. Siamo arrivati a 7.497 persone affette da coronavirus. I decessi nella notte sono stati 5 e in area non critica sono ricoverati 1.536 pazienti, però nelle tabelle noi guardiamo sempre il numero delle terapie intensive. 825 sono operative e sono per il momento occupati 338 posti. Questo è un elemento fondamentale, allora, perché molti mi scrivono ma i decessi sono di più quelli per incidenti stradali, l'influenza eccetera. Il problema fondamentale non è solamente purtroppo i decessi, abbiamo visto che contano moltissimo, basta vedere Bergamo, quello che è successo, insomma 10 pagine di cronologi sono solo dei decessi. Ma il problema sono che queste persone hanno necessità di terapie intensive, di essere intubati, non abbiamo posti infiniti. Allora, eccolo qua, vediamo la conferenza e vi informeremo ovviamente su queste deroghe, lo faremo attraverso i nostri siti internet. Abbiamo sentito quindi le parole nel punto stampa quotidiano del governatore Luca Zaia, che è ritornato ovviamente a parlare delle misure restrittive, dell'obbligo di rispettarlo per tutti i veneti. Ha detto una cosa importante sulle scuole, dando già per certo che forse non riapriranno le scuole. È impossibile insomma mettere nelle aule migliaia e migliaia di potenziali vettori del virus, quindi insomma questa è sicuramente un fattore importantissimo sul quale le famiglie dovranno fare, vero dottor Avruscio? Dovranno fare insomma i conti, e poi guardando il futuro bisogna vedere anche a settembre che cosa succederà. Ha parlato della sperimentazione dei nuovi farmaci, quindi ritorniamo subito in corsia, ribadendo però quello che è la situazione più critica per quanto riguarda la regione Veneto, ovvero la situazione, i numeri che arrivano da Verona con le terapie intensive che sono di fatto al collasso, mentre invece a livello regionale, e va detto anche per tranquillizzare il nostro pubblico, Zaia l'ha ripetuto più volte, abbiamo 825 posti, 380 errotti, insomma già occupare. Per il momento reggiamo globalmente. A lei torniamo in corsia, con lei, con le sperimentazioni, con le terapie intensive, dottor Avruscio. C'è stata una riorganizzazione in questo senso, però io faccio notare che la politica del governo per moltissimi anni, che è perdurata, nonostante grida di allarme che tutti quanti abbiamo fatto, in particolare mi sono speso su questo, non è che servono solamente le macchine, le strutture, ma servono anche le competenze. E già prima di questa emergenza non si trovavano anestesisti, persone del pronto soccorso, persone che insomma che vivono quotidianamente in trincee indipendentemente da questa ulteriore emergenza. E anche se ho tanti posti di intensiva, e io per carità posso metterci anche specializzanti, però sicuramente non c'è la stessa competenza, per cui ribadisco un concetto fondamentale che io spero che questa emergenza possa aver fatto capire ai nostri governanti, che hanno sempre messo davanti la politica delle tre scimmiette, del non vedo, non sento e non parlo, che finalmente aprino gli occhi, perché insomma è necessario che i medici ospedalieri non vengano fatti scappare, come è sempre successo, dall'ospedale. A me piace questo discorso che lì abbia
aumentato lo stipendio ai suoi dipendenti, ma la Regione Veneto, il governo nazionale deve farlo. Non l'ha mai fatto, ma no, non l'ha mai fatto. È stata una battaglia, questa è una sua battaglia che come primario, come rappresentante insomma dei primari lei conduce da tanto tempo. Io ringrazio e saluto l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan, benvenuto collegato via Skype. Grazie di essere con noi, assessore. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. In un momento così difficile noi siamo tutti al lavoro in regione collegati e quindi grazie per questa opportunità che ci date. Ecco assessore, tra le tante cose che si continuano a ripetere, un po' una litania, dopo questa emergenza molti modelli di sviluppo dovranno cambiare, molte nostre abitudini dovranno cambiare e soprattutto alcuni trend che abbiamo preso negli ultimi decenni. Oltre alla valorizzazione assoluta della sanità regionale e italiana, quindi del personale medico sanitario, come dice il dottor Abruscio, bisognerà forse rivedere anche i modelli di privacy, ad esempio, e poi soprattutto un settore strategico come quello dell'agricoltura, che in questo momento è centrale per il fabbisogno di tutto il Paese. Quali sono i ragionamenti che proprio nel suo settore si stanno facendo? Beh, sicuramente, come abbiamo sentito anche degli ospiti, la sanità si sta rivedendo in maniera profonda e se siamo fortunati di abitare una regione comunque la sanità ancora funziona molto bene, sta dando delle grandi risposte, come ha detto il Presidente, i numeri che dà quotidianamente ci confortano. Diciamo che il nostro mondo agricolo, parlando proprio di noi, è tanto bistrattato e lasciato magari un po' in parte in questi ultimi periodi, si sta dimostrando invece fattore primario, come dice proprio il nome, è fondamentale per la tenuta delle risorse, la tenuta anche della nostra società in un momento così difficile. Io ringrazio tutti gli agricoltori, i pescatori, i lavoratori dell'agroindustria, della grande distribuzione agroalimentare che stanno dando grande prova non solo nel loro lavoro ma anche di dare a tutta la società l'apporto di cui si ha bisogno. Vi ricordo che tutte le filiere stanno lavorando con grandi difficoltà, che stanno producendo, stanno naturalmente riversando nella grande distribuzione, nelle piattaforme, tutti i prodotti di cui necessita la popolazione, che gran parte è chiusa a casa. Stiamo soffrendo anche noi, stiamo stringendo i denti, in un momento particolare. Ricordo anche flessioni per quanto riguarda comunque l'apporto di alcuni magari prodotti come l'ortofrutta, come in particolare adesso il prodotto fresco. Sta cambiando anche la spesa da parte come sta cambiando, assessore? Come sta cambiando la spesa? Sì. Perché tra poco ci collegheremo anche con una nutrizionista, ecco, che ci aiuterà un po' a barcamenarci in queste giornate difficili. Io sono in collegamento ogni giorno con i produttori e proprio stamattina abbiamo fatto il punto, ieri con la grande distribuzione e le piattaforme ortofrutticole. Si sta andando sempre più verso i prodotti a lunga conservazione, quindi vi do un dato: è aumentato del 40%, 50% il latte a lunga conservazione nelle nostre case, le uova, la farina, cioè tutti quei prodotti che si possono tenere molto più a lungo. Però nelle nostre assessore, questo è anche normale, soffrendo... questo significa anche essere responsabili, perché se ci hanno spiegato che la spesa va fatta una volta alla settimana, la dobbiamo fare. Esatto, e sono in sofferenza i prodotti freschissimi, diciamo, come quelle che vengono dalla sera alla mattina, ad esempio le mozzarelle, per esempio. Quindi ecco, sono cambiate le abitudini alimentari. Allora noi andiamo subito a collegarci anche con Chiara Angiari. Dottoressa Angiari, lei è una nutrizionista, benvenuta tra di noi, perché ecco, così ci può anche aiutare a capire insomma con quali accortezze dobbiamo mangiare in questo periodo in cui appunto si consuma e si acquista maggiormente il prodotto a lunga conservazione, come dobbiamo comportarci
arrivarci, e soprattutto l'ha detto anche il presidente Zaia prima durante la conferenza stampa, qualcuno l'ha fermato e gli ha detto facci uscire presidente, perché altrimenti qui noi ingrassiamo troppo, si può anche fare a meno di ingrassare, insomma bisogna stare attenti. Tra pochissimo invece il dottor Avruscio ci saluterà perché ci sono importanti riunioni anche all'interno delle aziende ospedaliere, ci sono poi dei punti stampa che tutti i giorni, dei punti di incontro, insomma dei rendezvous che il presidente Zaia poi presiede proprio in chat tutti i giorni. Allora, chiaramente si comincia ad essere molto stanchi nello stare a casa, non poter uscire, non poter avere rapporti sociali. Forse è importante ricordare che cosa succede in corsia tutti i giorni, proprio per rinfrescare la memoria a tutti? Sì, guardi Antonio, io sto ricevendo testimonianza da parte di medici, di infermiera, di audio, di filmati, di telefonate, perché non è facile, credetemi, vedere persone di tutte le età e dopo giorni e giorni non riuscire negli sforzi continui che si fanno a rianimarle, insomma, per cui è c'è una frustrazione. Ho visto molta gente veramente piangere perché non è soltanto lo stress, i turni incredibili, perché poi quando sei bardato in un certo modo non puoi andare neanche in bagno perché insomma c'è una vestizione, una svestizione che non è facile e anche a rischio, però mi creda, io credo che questo personale sanitario, che ripeto in questi momenti, quando c'è una guerra, persone volontariamente, ci sono anche gli specializzanti che offrono assistenza volontaria, ma anche i medici andrebbero anche senza stipendio a lavorare. Ma questo però non può essere una giustificazione per chi ha ridotto l'ospedale in tutti questi anni come lo ha ridotto. Perché, ripeto, non ci sono stati e non ci sono medici, perché poi il centro dell'assistenza è sempre l'ospedale ed è sempre l'ospedale pubblico. Quindi io non voglio, come dire, sparare sulla Croce Rossa in questo senso, perché il governo nazionale soprattutto ha tagliato sempre negli anni e adesso se ne scontano le colpe. Quindi io credo che ci vuole una rivisitazione di tutto indipendentemente da questa emergenza, imparando proprio da questo che ci sia un'opportunità migliore e più cosciente, insomma, da parte di tutti. La gente sta facendo la sua parte, la politica non l'ha fatta, perché è facile adesso dire non uscite di casa, non c'è più nessuno per strada. Ormai tutti quanti siamo coscienti di questo, però io ricordo che c'è stata una partita di calcio Valencia-Atalanta, è stata una proprio bomba, di Bergamo. una bomba batteriologica nel vero senso della parola. Le pressioni economiche che dicevano ma no, è troppo dura, eccetera. È chiaro, la politica si è fatta influenzare. Adesso siamo tutti quanti d'accordo, ma io mi aspettavo dalla politica qualcosa di più, perché una supremazia, perché è il bene della comunità, quindi mi aspettavo che avesse fatto queste manovre ancora prima. Ecco. Come non l'hanno fatto gli altri paesi, mi scusi, sì, certo, perché sono molto preoccupato per l'Inghilterra, per gli Stati Uniti, perché? Perché avevano un'opportunità, vedendo quello che è successo in Cina, quello che succedeva in Italia, avrebbero benissimo potuto approntare le misure e non l'hanno fatto. E chissà se Boris Johnson riuscirà a capirlo, insomma, visto che la notizia che sta ovviamente rimbalzando in tutto il globo è che ha sintomi lievi di coronavirus, un po' di febbre, la tosse continua, mi autoisolo, grazie a tutti e loda Boris Johnson il sistema sanitario inglese. Queste sono le sue dichiarazioni grazie al nostro eccezionale personale medico, ha detto, e ovviamente i nostri migliori auguri, ed è brutto dover dire forse l'avevamo detto, ma insomma lo lasciamo alla politica e a chi tutti i giorni è in corsia e aveva ben presente che cosa poteva succedere con questo virus. Chiaramente dopo Assessore Pan andiamo a parlare di Europa, perché quello che è successo ieri al Consiglio d'Europa merita assolutamente un commento e approfondito, qualcosa intanto già si sta aggiustando, però grave
e non andare direttamente in aiuto di un paese che sta affrontando con grande coraggio, insomma, questa emergenza, ma andiamo a quella che è un'emergenza non solo delle signore ma anche dei signori chiusi in casa. Allora, Chiara Angiari ecco qua, allora rientriamo in studio, insomma, maniere per riuscire a stare in cattività nel vero senso della parola ce ne sono. Adesso bisogna chiaramente riuscire anche ad equilibrare la dieta. Arrivo subito da lei, non ci sono per il momento grosse novità che riguardano, insomma, il discorso della Lanzarin, l'assessore Lanzarin che abbiamo visto stava intervenendo sulle deroghe che la Regione Veneto opererà in merito alle limitazioni della libertà. Oggi poi, tra le altre, il compleanno del governatore Luca Zaia e la conferenza stampa si è aperta di Zaia con questo cartello di auguri. Se posso... Sì, dobbiamo salutare il dottor Abruscio. Approfitto prima proprio di andare via, visto che è il compleanno del Presidente, quindi insomma gli giungo i nostri migliori auguri, però io ho fatto anche un cartellone fatto artigianalmente, perché oggi è il compleanno di mia moglie, Laura, a cui faccio i migliori auguri, approfitto di questo mezzo pubblico. Anche lei fa l'infermiera e quindi anche lei è in trincea. La nostra preoccupazione è che abbiamo una mia suocera, insomma, ultra ottantenne, per cui insomma è un po' una preoccupazione quella che, se siamo positivi, non tanto per il discorso mancheremo forse dal lavoro, questa è anche una preoccupazione, ma soprattutto per non essere, come dire, modalità di contagio. E noi facciamo gli auguri anche noi alla signora Laura, auguri anche a lei, buon lavoro. Grazie. Dottor Abruscio. Ci fermiamo per la pubblicità e ritorniamo dopo con Pan e la nutrizionista Angeri qui in diretta a Rosso e Nero.